Nasce Giannelli Campus, il nuovo liceo scientifico sportivo gestito nell'ambito del villaggio del ragazzo. La diocesi in prima linea con il sostegno di società sportive e privati. Monsignor Tanasini, ci prendiamo cura dei cittadini di domani. Insediato questa mattina a Zoagli il nuovo commissario prefettizio, per la dottoressa Ornella Sansalone il compito di traghettare il comune verso le elezioni della primavera 2020. Inaugurata a Rapallo la nuova passerella pedonale sul torrente Boate, collegherà via Milano e via Torino, rendendo anche più facile l'accesso alla nuova chiesa di Sant'Anna. Allerta gialla per temporali sulla Liguria dalle 13 di oggi alle 8 di domani mattina. Il caldo non molla la sua presa, stanotte picchi di umidità oltre l'80% in buona parte della Liguria. Celebrata questa mattina nella casa di reclusione di Chiavari la festa della polizia penitenziaria, il comandante ha ricordato che il compito del corpo è garantire la speranza ai detenuti. Accorgiamoci delle grazie che riceviamo giorno per giorno. L'auspicio espresso dal vescovo Alberto Tanasini a conclusione dei festeggiamenti per Nostra Signora delle Grazie a Sestri Levante. Buongiorno cari amici e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Dunque, come avete sentito, ieri sera è stato presentato ufficialmente ai genitori il nuovo liceo scientifico sportivo Giannelli Campus, che si troverà ovviamente nella sede dell'Istituto Giannelli. Sarà guidato da un consiglio di amministrazione e si avvarrà della collaborazione e del sostegno delle aziende. Sono stati ufficializzati gli accordi con due società sportive, Virtus Entella e Prorecco, ma nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi di altre realtà importanti coinvolte nel progetto. Il liceo dunque manterrà il nome Giannelli come garanzia di ispirazione nell'attività educativa. Le suore giannelline, proprietarie dell'edificio, hanno concesso il comodato gratuito dell'edificio per 5 anni. C'è ancora possibilità di iscriversi per veder crescere il numero degli alunni. Attualmente gli iscritti alla classe prima sono 14. Sentiamo. Giannelli Campus è il nuovo liceo scientifico sportivo presentato a Chiavari. La nuova gestione è affidata a un'impresa sociale costituita nell'ambito del villaggio del ragazzo. Nel consiglio di amministrazione prete Rinaldo Rocca, presidente, Nicola Visconti, amministratore delegato, Don Paolo Zanandreis, Don Alberto Gastaldi e Rosanna D'Antona. L'impresa economicamente è deficitaria. E la previsione di spesa per quest'anno è micidiale. Se non avessimo trovato gli sponsor che si sono fidati del vescovo, del villaggio e del progetto educativo, non stava in piedi ed era impossibile fare nonostante la retta. Superate questa difficoltà è chiaro che io, che ero il primo restio, sono diventato anche il più coinvolto dai miei collaboratori che hanno lavorato molto e ho detto ci metto la faccia, la presenza, quello che sono, quello che è il villaggio, perché se c'è il presidente del villaggio è così. Il progetto educativo e didattico del Giannelli Campus è stato preparato da Don Alberto e Don Paolo e da un gruppo di docenti con una lunga esperienza nel mondo della scuola. Lidia Ramini, Daniela Loero, Stefania Marchino e Carla Zignaigo. Daniela Loero assumerà dal 1° settembre la guida del liceo. Prima c'è l'uomo sempre, il ragazzo, lo studente è una persona in crescita che deve svilupparsi, deve ampliare tutte le proprie potenzialità, capacità, essere una persona aperta che desidera dare il suo contributo primo a costruire la propria vita e poi a fare un mondo migliore. Nel corso dell'incontro di presentazione, Don Paolo Zanandreis ha sottolineato che la proposta didattica sarà aperta con accessi adeguati al mondo universitario in Italia e all'estero, ma anche alle aziende del territorio. Sarà partecipata perché si avvarrà del sostegno di aziende che desiderano sostenere lo sviluppo attraverso le generazioni che saranno impegnate nell'economia della Liguria, basata su turismo, sport e gastronomia. Sarà una proposta umana perché gli studenti non siano inseriti in percorsi basati solo su processi e sulle performance, ma su valori umani forti come la capacità di comprendere e di interagire con l'altro e un'etica che consenta di acquisire la consapevolezza di essere individui in grado di incidere per la creazione di una società migliore. Verrà infine posta particolare attenzione ad altre competenze trasversali oggi determinanti: le lingue, la comunicazione e le capacità di saper affrontare situazioni complesse, saper lavorare in team, saper negoziare e molto altro ancora. Don Paolo Zanandreis ha inoltre spiegato che il Giannelli Campus cercherà sponsor compatibili con questi principi, che arricchiscano il patrimonio dei ragazzi con esperienze concrete, con scambi reciproci che siano in grado di rappresentare testimonianze di riferimento.
Al centro del nuovo liceo c'è la persona e la sua crescita, come ci hanno insegnato tanti santi educatori. È quanto ha sottolineato il vescovo della diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, nel corso della presentazione del nuovo liceo, che di fatto resta l'unica scuola cattolica paritaria superiore nel territorio della diocesi di Chiavari. Abbiamo messo molti sforzi ed impegno nell'individuare il meglio per i ragazzi attraverso programmi didattici innovativi, ha dichiarato poi il vescovo, che ha aggiunto: daremo il giusto spazio alla tecnologia e abbiamo fatto sì che lo sport fosse la linea guida sulla quale sviluppare tutte quelle caratteristiche umane che ci stanno a cuore per far crescere donne e uomini di valore, sensibili e aperti. In altre parole, ci vogliamo prendere cura dei cittadini di domani. Ascoltiamo il vescovo. Era l'ultima scuola superiore che rimaneva nel Tigullio. Tristemente ho visto chiudere delle scuole superiori una dopo l'altra e in quel momento non avrei saputo come intervenire. Ho saputo di altre scuole che sono state chiuse prima del mio arrivo, anche di valore. Ho pensato che almeno una scuola cattolica superiore dovesse essere mantenuta. E ho cercato di impegnare la diocesi in questo impegno. Intanto voglio anche però dire che in questo modo io obbedisco a una linea che la Chiesa ci ha sempre tenuto a offrire la possibilità dell'insegnamento attraverso scuole cattoliche. Forse noi abbiamo a volte visioni un po' ristrette da questo punto di vista. Le vediamo come scuole di elite. Teniamo conto che in tanti paesi le scuole cattoliche sono di prestigio e frequentate da grandi numeri di alunni non cattolici. Questo dice come la presenza della scuola cattolica sia portatrice di cultura, di formazione, di sostegno ai ragazzi e alle famiglie. E allora da questo punto di vista mi sento sostenuto in questa scelta. In questi 5 anni sono stato membro della Commissione Episcopale per la Scuola della Conferenza Episcopale Italiana. Sarebbe strano che proprio durante questo mandato non avessi fatto niente per sostenere una scuola cattolica. Ha preso possesso questa mattina degli uffici di piazza 27 dicembre la dottoressa Ornella Sansalone, nominata nuovo commissario del comune di Zoagli dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale da parte del prefetto. Questa mattina si è svolto un primo confronto con la segretaria comunale Elisa Terrazzino. All'attuale responsabile dell'area terza della prefettura di Genova il compito di traghettare il comune verso le elezioni della primavera 2020. Per lei compiti di ordinaria amministrazione. I primi documenti che si troverà sopra la scrivania saranno sicuramente quelli relativi al bilancio predisposto in queste settimane dal commissario ad acta nominato dalla stessa prefettura per venire a capo di una situazione contabile molto complessa già prima della sospensione del sindaco Franco Rocca. Se ne parlava dagli anni 70 e da oggi il collegamento tra via Milano e via Torino a Rapallo è realtà. È stato inaugurato questa mattina il nuovo ponte pedonale sul torrente Boate, realizzato interamente da Coop Liguria con una spesa di circa 300.000 euro. Il nuovo ponte, che è accessibile anche ai disabili grazie ad un'apposita rampa, è stato realizzato in metallo e doghe in legno. Prossimamente verrà intitolato a Giacomo Maggiolo, politico rapallese recentemente scomparso. Una persona che aveva espresso molti anni fa, parliamo degli anni 70, la richiesta ripetutamente di affrontare questo problema e oggi abbiamo pensato che insomma, lo vogliamo ricordare così. Sarà intitolata a Giacomo Maggiolo, ex vice sindaco di Rapallo e negli anni 70 tra i primi ad aver pensato un collegamento tra via Milano e via Torino. Ora che questo progetto è diventato realtà, l'amministrazione comunale ha deciso di dedicargli l'opera benedetta inaugurata con una grande festa. Pronti? Via! Bravi! In un'epoca nella quale si tende
a costruire muri, separazioni. È bello inaugurare una passerella, un piccolo ponte che unirà via Milano con via Torino e sarà un nuovo accesso per la nostra chiesa parrocchiale che nel 2016 abbiamo dedicato e inaugurato. Un momento importante per la città di Rapallo, ma anche per il gruppo Coop che ci ha messo del suo a realizzare questa passerella. Sì, nel 2015 a luglio, quando aprimmo il supermercato, nella prima fase di un'apertura più ridotta, nei rapporti con l'amministrazione ci fu richiesto e noi accettammo di realizzare quest'opera, diciamo, di donare alla comunità di Rapallo quest'opera. Abbiamo aperto qui a Rapallo per uno spirito di servizio nei confronti dei nostri soci, innanzitutto, e poi nei confronti di tutti i cittadini di Rapallo. Diciamo, con quest'opera completiamo questo sforzo di contribuire a migliorare con la nostra presenza anche la città nel suo insieme. Il Comune di Ne ha avviato in anticipo le operazioni di sfalcio dell'erba lungo le strade comunali. I lavori saranno completati con una spesa di 20.000 euro con un risparmio di 5.000 euro rispetto agli anni scorsi. L'amministrazione si avvale, come in passato, sia dell'ausilio di imprese agricole del territorio, sia dell'impiego diretto di operai comunali. Sono possibili temporali forti sulla Liguria questa sera e la prossima notte. Per questo è stata diffusa l'allerta gialla solo per bacini piccoli e medi. L'allerta riguarda tutte le zone della Liguria, è in vigore dalle 13 di oggi fino alle 8 di domani mattina. Dopo settimane in cui il caldo è stato grande protagonista, sta per iniziare sulla Liguria una fase più instabile con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni attesi potrebbero essere anche forti e per questo motivo la Protezione Civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali emanata da ARPAL. Nelle prossime ore l'ingresso da ovest di una saccatura favorirà l'aumento dell'instabilità con rovesci e temporali anche forti possibili su tutta la regione. Nella notte si avrà un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che accompagnerà l'ingresso sulla Liguria del fronte freddo. I fenomeni proseguiranno fino alle prime ore di domani mattina. Le temperature subiranno una diminuzione temporanea per via della nuvolosità e delle precipitazioni, ma domani torneranno ad aumentare. Un lieve calo è atteso per giovedì, mentre una diminuzione più netta potrebbe verificarsi domenica. La stazione di Genova Foce dal 21 di giugno registra minime superiori a 20 gradi, ovvero il valore che convenzionalmente si usa per stabilire se una notte è tropicale. Non solo, in questo lasso di tempo per ben 12 notti la minima ha superato i 25 gradi. Per quanto riguarda le massime, invece, solo in una giornata delle ultime 18 non si sono superati i 30 gradi, domenica 23 giugno, con una massima di 28,6. Anche la scorsa notte nelle città capoluogo di provincia minime elevate accompagnate da alto tasso di umidità. A Genova si sono registrati 25 gradi con il 71% di umidità, ma alle 3 del mattino il termometro segnava 27 gradi con il 70% di umidità. A Savona 26 gradi, umidità fra il 79 e l'81%, a Imperia valori notturni tra 23 e 25 gradi e umidità arrivata all'83%, alla Spezia temperature tra 24 e 25 gradi e picco di umidità dell'81%. La temperatura notturna più bassa, 12 gradi, è stata registrata a Pratomollo. Garantire la speranza è il nostro compito, è il motto della Polizia Penitenziaria. La frase è stata ricordata in occasione della festa del corpo celebrata a livello locale questa mattina all'interno della casa circondariale di Chiavari. Presenti tra gli altri autorità civili, forze dell'ordine, i volontari e il vescovo. Qual è il valore di questo momento per tutti voi? È un momento per celebrarsi, per ricordare cosa abbiamo fatto, cosa dovremmo fare e quindi anche ciò che magari ci sfugge tutti i giorni quando torniamo a casa, che siamo stanchi e non pensiamo a quello che abbiamo fatto. Oggi è il momento di ripensarci e di dire che abbiamo fatto un buon lavoro.
Possiamo ricordare qual è la fatica del vostro lavoro? Dover essere sempre vigili, attenti, e ogni giorno può sempre accadere qualcosa per cui non dobbiamo mai abbassare la guardia, che non vuol dire essere col fiato sul collo a tutte le situazioni, ma avere sempre la cognizione che tutti i giorni c'è un lavoro da portare avanti senza lasciare che le cose non siano accuratamente verificate, perché potrebbe sempre esserci qualche problema. Quindi un buon poliziotto penitenziario secondo lei come dovrebbe comportarsi? Occhio vigile, attenzione, sempre il senso dell'umanità, perché quello non deve mai mancare, e comunque una predisposizione verso il dialogo e la comprensione che non deve mancare neanche nei casi in cui possono accadere situazioni spiacevoli o contrarie alla legge. Potremmo dire che la vostra missione ha quasi una duplice anima, da una parte il controllo rispetto alla legge e dall'altro l'attenzione alla persona. Questa è la bellezza e la difficoltà, quindi questa doppia anima ci rende fieri e ci rende anche sempre più operativi per tutte le vicende che possono accadere. Tornando proprio sull'aspetto umano, questi sono giorni in cui si arrivano i risultati degli esami di maturità, anche la casa circondariale è interessata, possiamo dire come? Abbiamo avuto gli esami, cioè il percorso scolastico durante tutto l'anno scolastico 2018-2019, abbiamo avuto gli esami che hanno interessato sia la scuola media che la scuola superiore, e l'unico candidato, ma per una mera questione statistica, che ha partecipato ha passato l'esame, quindi ha avuto la sua soddisfazione di aver visto la propria progressione nella educazione scolastica e quindi di ottenere il diploma di scuola superiore. Nella parrocchia di San Paolo in Pila, a Sestri Levante, ogni anno si rinnovano con particolare solennità le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, un titolo particolare sul quale si è soffermato il Vescovo in occasione dei festeggiamenti. Di Maria è eccezionale e determinante per la vita della Chiesa e la parola di Dio lo mette in evidenza. Trae spunto dalla narrazione evangelica del miracolo alle nozze di Cana la riflessione proposta dal vescovo Alberto Tanasini in occasione della festa della Madonna delle Grazie celebrata a San Paolo in Pila. Per Don Enzo Frisino è stato l'ultimo anno che ha guidato le celebrazioni come parroco della comunità sestrese. Le grazie, ha sottolineato il vescovo, sono favori che attraverso Maria chiediamo al Signore, certi della presenza attenta e costante della Madre di Gesù. E sappiamo che è attenta alla nostra vita, come è stata attenta alla vita degli sposi a Cana, e sappiamo che non ci abbandona, perché ha avuto questo compito da suo figlio e lei svolge questo compito con verità, dedizione, senza risparmiarsi e senza limitarsi. Monsignor Tanasini ha quindi invitato i fedeli a prestare attenzione a tutte quelle grazie di cui non ci accorgiamo più, perché date per scontate o perché non le riteniamo più doni particolari di Dio. Accorgiamoci invece delle grazie che davvero, per l'intercessione di Maria, riceviamo giorno per giorno. Scopriamo le strade della provvidenza, di cui Maria è madre, le strade per cui riceviamo quello che ci sostiene nella vita. In questo modo noi onoriamo Maria, la Madonna delle Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. A Santa Margherita Ligure si è conclusa la festa in onore di San Siro. Questa sera alle 21 la Santa Messa di ringraziamento nella chiesa parrocchiale. Anche quest'anno alle celebrazioni religiose si è affiancata la festa in piazza organizzata dal Comitato di Quartiere grazie all'aiuto di numerosi volontari. In questa occasione è stato assegnato il primo Margaitin d'oro in memoria delle famiglie Giussani e Repetto al San Margheritese Simone Patrone per i suoi viaggi con la bicicletta in Islanda e in Norvegia. Concerto del coro Voci d'Alpe domani sera nella chiesa di Sant'Anna a Rapallo. Ad esibirsi a partire dalle 21:15 il gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure. Le offerte saranno devolute per il completamento delle opere parrocchiali. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti.
Avvenire titola Migranti persone, il Papa celebra una messa per chi lascia il proprio paese, per chi soccorre, non soltanto questioni sociali, per Dio nessun è straniero. L'iniziativa, le grandi imprese tentano di riportare i cervelli in Italia, ne parleremo tra poco, ma poi scoppia il caso dell'Iran, escalation nucleare, l'Iran strappa, alta la tensione, la IEA superata la soglia di uranio arricchito consentita dall'accordo, Teheran accusa anche l'Europa. Rifiuti a Roma, tregua esterna e temporanea, raccolta in discariche lontane, ma la città resta in emergenza e per la politica Conte si fa sentire, la manovra a Palazzo Chigi. Sempre nella prima pagina del quotidiano Avvenire il sindaco contro il ministro Toninelli, grandi navi a Venezia, Toninelli sotto accusa. Rapporto denuncia Londra, va fermato il genocidio cristiano, i 700 anni del Monte Oliveto, faro di spiritualità. Andiamo all'interno di Avvenire, le grandi imprese si organizzano per riportare in Italia i cervelli, nasce Talents in Motion, piattaforma che collegherà espatriati e aziende. Secondo le stime la fuga dei migliori talenti ci costa 14 miliardi di euro l'anno, molti dei giovani andati all'estero tornerebbero ma gli incentivi non bastano, occorre creare un contesto positivo. Il secolo XIX, navi militari a presidio dei porti, giro di vite sui flussi dei migranti, Salvini nuovi accordi con Libia e Tunisia per fermare le partenze, inviate 10 motovedette a Tripoli. Il commento di Marcello Sorgi, il vero incubo è che la linea dura non funzioni. Autonomie, fumata nera su scuola e cultura, non c'è l'intesa e poi concerto, esplode la guerra dei biglietti nominali, gli organizzatori dei concerti contestano la legge. Allarme AFA, malori da caldo e 5 ricoveri in ospedale nel Levante, poi lo Zecchino d'Oro che sbarca nel Tigullio, Sesti Levante applaude i cantanti in corsa per le finali. Nelle pagine interne del secolo XIX, musica di sera, lo stop scatta a mezzanotte, si tira un po' più tardi soltanto in 3 città, a Santa Margherita Ligure nei weekend di luglio-agosto si arriva all'1:30, Recco e Rapallo per tutta l'estate all'1, attenzione ai decibel. La ricerca dell'equilibrio tra turismo e tranquillità, le acrobazie dei sindaci. Andiamo nell'entroterra, la settimana azzurra in Val d'Aveto, quando i bimbi scoprono la vera vita della montagna, un giorno a pescare, l'altro a camminare, poi la macinatura del grano dal mulino, la mungitura delle mucche e ancora gli incontri con cavalli, asini e cani. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti. Potrebbe essere stato un cortocircuito oppure le elevate temperature ad aver provocato l'incendio di un trasformatore all'interno di una cabina elettrica di via Moggia a Lavagna. Sul posto, poco dopo le 9 di questa mattina, all'altezza del Ponte della Maddalena, sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari. Il pronto intervento ha evitato che le fiamme si propagassero e l'allarme è rientrato intorno alle 10. È tutto, a te la linea. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima andrà in onda come sempre alle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.